l'estinzione era un rischio calcolato, in fondo si trattava di un'impresa titanica, senza precedenti. Ma noi come la gente eravamo evidentemente avvilite e prostrate, però avevamo anche il dovere di guardare al futuro e anche al futuro immediato. Lo Stato ci ha chiesto se ce la sentivamo, era la prima volta che si tentava di affidare alla Regione e ai comuni la ricostruzione di una zona terremotata. Noi abbiamo risposto di sì, ma in modo molto flebile, peraltro non preoccupato, non incerto, perché avevamo fiducia nei nostri sindaci, nei nostri amministratori e quindi nella nostra gente. E gli sforzi furono premiati. Avvocato Commelli, quello fu un periodo tragico ed esaltante. Qual è il suo miglior ricordo di quel periodo, quello al quale lei è più intimamente legato? Ma evidentemente io ne ho molti, ma uno in particolare, sono grato al sindaco di allora Benvenuti che mi ha fatto avere una fotografia di una riunione tenutosi qui in Gemona, 3-4 mila persone, tutti disastrati, nel primo anniversario del terremoto. Era una riunione molto difficile che poteva finire male e avevamo anche un po' di paura. C'era molta tensione? Molta tensione, bastava che uno avesse incominciato a gridare e abbiamo fatto discorsi brevissimi, abbiamo intuito gli umori della folla l'umore era di fiducia, ovviamente abbiamo cercato di darla e per me quello è stato il momento chiave più importante. Grazie Avvocato Commelli per il suo contributo ed ora la linea passa a Piero Villota che vedo già con il sindaco di Gemona. Il sindaco attuale di Gemona è Virgilio Disetti, è il sindaco di una città completamente ricostruita, di una città che in qualche modo è stata esempio di ricostruzione. E voi oggi, a tanta distanza di tempo, come giudicate questo? Beh, io credo innanzitutto abbia avuto molta soddisfazione perché tutte coloro che hanno lavorato in quegli anni sono venuti a congratularsi per questa grossa operazione di ricostruzione che si è resa possibile grazie al grosso impegno del popolo friulano, ma grazie soprattutto a un rapporto estremamente corretto tra Stato, Regione e Comuni. Ecco, allora che cosa rimane di esempio oggi anche allo Stato di questa ricostruzione che è l'unica in fondo portata a termine con grande soddisfazione di tutti? Sì, di fronte all'emergenza terremoto si è risolto il problema di delegare lo Stato a fatto la legge quadro, di delegare la Regione e la Regione di riconoscere la forza e la validità delle autonomie locali. Io credo che di fronte all'emergenza Italia possiamo lanciare la nostra esperienza e quindi questo messaggio. Se si attua un rapporto coordinato fra le istituzioni con forti poteri a coloro che vivono drammaticamente o non drammaticamente i problemi quotidiani insieme alla gente che sono i municipi e i sindaci, io credo che si possa superare anche questa fase difficile dell'Italia. Senta, ogni medaglia ha il suo rovescio, anche questa ricostruzione ha avuto le sue critiche e come tutte le grandi opere anche le sue amarezze. Che cosa rifareste e che cosa non rifareste? Innanzitutto quello che vorremmo che fosse rifatto lo spirito unitario con cui si è proceduto alla ricostruzione. Affrontare la coda della ricostruzione dal punto di vista burocratico prevede un grosso impegno da parte della Regione che speriamo ci sia. Due cose di cui ci rammarichiamo sono queste. Innanzitutto che proprio in questo ventennale cade la mannaia, il taglio sul nostro ospedale, che è un po' il simbolo, oltre all'esigenza sanitaria, un po' il simbolo della ricostruzione, costruito con molta passione da parte della gente. E c'è un secondo grosso problema, c'è una cooperativa molto grossa edilizia creata ai tempi del terremoto, 50 sono gli abitanti di questi alloggi, che deve trovare una soluzione legislativa regionale per poter risolvere problemi che sono trascinati nel tempo e fanno parte della coda burocratica della ricostruzione. Ci auguriamo che i due problemi della regione vengano affrontati col dovuto rapporto con gli enti locali e con le amministrazioni locali, che sono quelle che conoscono bene i problemi della gente. E con questo rapporto, con questa speranza, con questa fiducia, chiudiamo qui l'intervista con il sindaco, ridò la linea a Tino Zala. E abbiamo il nostro ospite, il professor Ercole Casolo, studioso, appassionato, ricercatore di storia locale. A lui vogliamo chiedere, professor Casolo, lei cosa rimpiange oggi della Gemona di un tempo, della Gemona che non c'è più? Il rimpianto è il tempo che non torna, il terremoto oltre alla gente, oltre alle cose care, ci ha tolto il tempo. In un paese quando manca lo spazio per riordinare tutti i nodi che legavano le famiglie, tutto il pensiero, tutta l'organizzazione che poteva avere la città nel rapporto del suo territorio, la città si degrada, mancano le radici. Oggi per fortuna
vediamo se abbiamo perso tante cose, però c'è una volontà da parte dei giovani di ritrovare le radici, documentando quello che c'era prima, trovando insieme il modo di partecipare, legando in qualche modo il tempo che abbiamo perduto. Oggi il tempo è rapido, l'evoluzione avviene in un modo travolgente. Gemona ha passato ancora di questi drammi, ma 10 anni, 20 anni nel 500, nel grande terremoto del 511, rappresentava una continuità in uno spazio di tempo dove ognuno si muoveva senza camminando sulle stesse pietre. E tornando all'oggi? E oggi purtroppo è rapido. Oggi purtroppo Gemona deve riprendere quel colloquio, quel rapporto, quella guida che ha perso attraverso il tempo. Deve ricostituire anche una generazione che è stata persa. E riallacciare quindi il filo della storia. Deve riallacciare la storia e deve ritrovare un modo di vivere, di camminare che si è interrotto. Grazie professor Casolo, adesso torniamo tra la gente di Gemona, sempre con Piero Villotta. Siamo qui tra la gente di Gemona, tra questa piccola folla che anche si è riunita per il telegiornale regionale, per il TGR. Lei dov'era il 6 maggio 76? Cosa faceva? Beh, in quel periodo io ero appena arrivato a Cavazzo, comandavo il distaccamento autonomo di Cavazzo, ero capitano allora e quando capitò il terremoto ero a casa presso la mia famiglia. Subito dopo mi sono recato subito in caserma per constatare i danni e vedere il personale che cosa aveva subito. Visto che non avevo danni se non alle infrastrutture, mi sono messo subito a disposizione del Lei ha sindaco fatto di delle allora. tende velocissimo. Sì, logicamente il reparto è stato suddiviso per aliquote, di cui una doveva pensare un po' alla popolazione, a montare le tende, a portare fuori una cucina, a organizzare subito un po' di benessere, di supporto. Senta, Così. ma questo supporto è soprattutto psicologico stato anche, no? Mi ha detto. Sì, sicuramente è così, ma era da pensare subito agli anziani e ai bambini che sono le fasce un po' più a rischio, mentre invece aliquote di altre persone dovevano un po' monitorizzare un po' tutto il territorio del comune, passando casa per casa e vedere se e quanti danni, quanti feriti c'erano nel comune. Lei anche era nello stesso comune? Grazie Villotta, ero sindaco allora di Cavazzo, quindi mi sono trovata a rientrare dalla regione dove facevo consigliere regionale e mi sono imbattuta nel terremoto subito dopo. Però voi non avete avuto morti? No. Appena qui vicino, di là del tagliamento, ma non avete avuto morti? Non abbiamo avuto morti perché nel 28 la zona era stata colpita da un forte terremoto dove ci sono stati diversi morti e le case allora sono state tutte arpate e queste arpe hanno tenuto la struttura, anche se sgretolata, l'hanno tenuta, per cui è stata necessaria la demolizione, non la riparazione. Ma i morti non ci sono stati. Qui siamo proprio tra la gente di Gemona, questo è un bambino che... Voi eravate qui? Non è mio figlio, è questo. Certo, Voi eravate qui, allora avete subito? Io ero a dormire con mie figlie, ho sentito un tuono, dopo è mancata la luce, venendo giù per vedere l'interruttore se era scattato qualcosa e mentre venivo giù la casa andava come la campana. Io piangevo, gridavo perché era anche la moglie che siegava nella camera, perché aveva le due bambine piccole. Ma poi è andato tutto bene? Sì, tutto bene è andato. Oggi siamo qui. Ma però una paura di quelle... Com'hai? E anche adesso, quando si sente parlare di terremoto, vengono i brividi subito e viene da piangere, ecco. E con questo chiudiamo questo collegamento fra la gente. Ripasso la linea a Tino Zava. E concludiamo con Don Angelo Zanello, responsabile diocesano della Caritas, al quale chiediamo senz'altro qual è stato il ruolo e la funzione della Chiesa friulana nel post-terremoto.
Parlando del ruolo e della funzione della Chiesa nel terremoto dobbiamo parlarne, io credo, almeno a 3 livelli. Il primo livello è stato quello della Chiesa nel terremoto, una Chiesa con i suoi sacerdoti, la sua gente, una Chiesa radicata, una Chiesa testimone giorno per giorno di una grande forza, di una grande partecipazione al dolore, alle sofferenze e poi alla grande epopea, io direi, della ricostruzione. Una Chiesa quotidianamente presente, perché dobbiamo ricordare che ci furono degli anni tremendi, i primi anni, quando ci furono le tende, le baracche, e tra le tende e le baracche il deserto e il niente, e poi anche momenti di contestazione molto, molto forte per richiedere quello che la gente terremotata aveva diritto di avere, con quella dignità con cui questo popolo ha lottato per avere questa ricostruzione. Dobbiamo ricordare che la gente ha veramente combattuto e con questa gente la Chiesa. Il secondo livello di partecipazione è stata la Chiesa udinese nella sua interezza, con il suo arcivescovo, con i suoi consigli, con quella assemblea dei cristiani che nel 1977 decretò la ricostruzione e la rinascita, una ricostruzione e rinascita che non passasse sopra la testa della gente, ma che invece cui la gente con le sue istituzioni fosse veramente protagonista di questa ricostruzione. La gente come ha risposto? La gente secondo me ha risposto molto bene, ha risposto partecipando attivamente, e le comunità cristiane, dobbiamo dire, sono state attive, presenti, partecipi, responsabili. E poi dobbiamo dire del terzo livello, che è il livello delle chiese d'Italia e delle chiese d'Europa e non solo, che furono qui presenti con i volontari, con i religiosi, le religiose. Pensare che per 2 inverni in alcuni paesi furono soltanto le suore presenti a soffrire con la gente, a testimoniare una vicinanza quotidiana. Nel grande ambito della solidarietà internazionale anche qui. Noi ringraziamo Don Zanello, ricordiamo 6 maggio 76, 20 anni fa il terremoto. Noi in questi giorni abbiamo cercato di mostrarvi come e quanto il Friuli in questo periodo è cambiato, magari non sempre in meglio. Ci auguriamo di esservi, almeno in piccolissima parte, riusciti. Vi ringraziamo per la